purtroppo dobbiamo mangiare. Nonostante l'aumento dei prezzi, i tarantini non rinunciano a mangiare bene. Al mercato della Salinella i clienti continuano a fare la spesa tenendo d'occhio i prezzi. Secondo i dati diffusi dal nuovo Geography Index dell'osservatorio Job Pricing, che fotografa le retribuzioni dei dipendenti del settore privato a livello regionale e provinciale, in Puglia i primi 8 mesi del 2025 hanno segnato una perdita del potere d'acquisto del 9,1%, effetto diretto dell'aumento dei prezzi di fronte a salari sempre stringati, un dato che i tarantini sentono ripercuotersi sui loro portafogli. Gli intervistati raccontano che rispetto allo scorso anno, infatti, spendono circa 200 euro in più per fare la spesa ogni mese, così cercano di risparmiare senza rinunciare alla qualità a discapito delle quantità. Prima magari compravi più quantitativi, adesso ti limiti un attimino. Molto meno, perché comunque è diventato tutto più caro, per cui ho cambiato anche supermercati. Adesso vado nei supermercati un po' più economici. Acquistate qualcosa in meno rispetto a prima o? Modo di cose in meno. Per esempio? Ormai solo materie prime, cioè non possiamo più prendere cose che magari una volta era uno sfizio, ora devi stare attento. Quantità minori per non buttarla poi praticamente, per non sprecarla che si guasta, quindi compriamo proprio l'indispensabile. Ma che cosa le costa di più? Le è costato di più questa? Le verdure, che noi ne mangiamo tante, e quelle a 2,50 la verdura è abbastanza. Secondo la rilevazione sull'andamento dei prezzi al consumo riferiti ad agosto scorso, condotte dall'Ufficio Statistica del Comune di Taranto, ad aumentare a dismisura è il prezzo dei fagiolini, che in appena un anno sono lievitati di quasi il 194%. Le pesche noci hanno subito un aumento di quasi il 79%. Aumentato anche il prezzo di meloni e angurie, ma non solo. Cosa non ci si può più permettere di acquistare? Il formaggio. Il latte, il pane, e tutte le materie prime sono aumentate, le cose più importanti per la vita quotidiana. E la verdura costa molto perché io la uso tutti i giorni e quindi mi costa parecchio. Poi parlando del pesce, non si possono comprare tutti i giorni le cose più buone, va? Sì, ci sono stati incrementi di costi. Io, per quanto riguarda una famiglia di 4 persone, mensilmente siamo dai 600 ai 700 euro. E se gli anziani riescono a risparmiare sulle tecnologie come smartphone, tablet e PC, le giovani famiglie non possono. E lì c'è un discorso a parte, perché con la scuola i dispositivi servono, quindi abbiamo una bella spesa.